Donare, donare e ancora donare. Questa è l'estrema sintesi dell'accordo raggiunto tra ANCI Veneto e ADMO, dove i comuni veneti si impegneranno a mettere in pista una serie di iniziative per sensibilizzare e far conoscere l'importantissima attività dei volontari ADMO. Noi siamo convinti che la comunità Veneto, le nostre comunità, sapranno per l'ennesima volta dimostrarsi disponibili e sensibili a donare il loro midollo osseo a favore di quelle persone che ne hanno davvero tanto bisogno. Quindi è con grande orgoglio che annunciamo questa grande collaborazione tra l'ANCI Veneto, quindi l'associazione dei comuni veneti, e l'ADMO, proprio per chiedere ai nostri cittadini di rispondere con grande sensibilità e disponibilità. Donare è la parola chiave, in questo caso donare midollo osseo è fondamentale per aiutare chi sta peggio di noi. Donare è un atto di grande generosità, è il gesto con cui diamo qualcosa di nostro agli altri, sapendo di aver fatto del bene nei confronti di chi si trova in un momento di difficoltà. Poi, se si tratta di donare midollo osseo, allora il nostro gesto assume un valore ancora più importante, ancora più serio. Abbiamo contribuito in modo fondamentale, in questo modo, a salvare una vita umana. È con questo spirito che, come sindaco di Venezia, ma ancora più come uomo, come padre, sono qui a sostenere questa iniziativa di ADMO e ANCI Veneto, per fare in modo che i giovani dai 18 ai 35 anni capiscano l'importanza di iscriversi nelle liste di donatori. Ripeto, i giovani dai 18 ai 35 anni. Grazie ragazzi. E grazie ad ADMO e ad ANCI Veneto per questa campagna di sensibilizzazione. È un gesto di volontà così forte che diventa un gesto d'orgoglio per noi stessi. Ancora grazie a tutti voi per il vostro impegno e per la vostra passione. Il Comune di Vicenza è a fianco di ADMO e ANCI Veneto per sostenere la battaglia di sensibilizzazione in un tema importante, quello dei donatori di midollo osseo, una battaglia alla quale vogliamo partecipare credendo nel sostegno soprattutto dalla parte della popolazione più giovane, che è quella che può aiutare le persone in difficoltà con uno stato di salute precario ad uscire fuori da tale situazione. L'Associazione Donatori di Midollo Osseo e ANCI Veneto hanno sottoscritto un protocollo per creare progetti rivolti ai giovani per invitarli alla donazione di midollo osseo. Sono felice di aderire a questo progetto. Invito veramente tutti i sindaci e gli amministratori del Veneto a fare altrettanto. Andiamo con l'ADMO a spiegare ai giovani che essere donatori di midollo osseo è semplice e questo gesto può salvare veramente una vita. Tutti vorremmo sempre un mondo migliore e ogni tanto aspettiamo che il mondo migliori da solo. In verità ci sono tante cose che noi possiamo fare, il mondo non migliora se noi non facciamo il nostro piccolo passo verso il miglioramento della nostra collettività, della nostra comunità. Ecco, per esempio chi ha dai 18 ai 35 anni potrebbe dare una mano con un'analisi del sangue o iscrivendosi all'ADMO, l'associazione donatori di midollo osseo, potrebbe fare la sua parte per migliorare lo stato di salute di tante persone che soffrono e che hanno grandi difficoltà. Certo, ci sono tante emergenze sanitarie, ci sono tanti problemi nel mondo ovviamente, ma anche questo per esempio è uno dei tanti problemi che in qualche modo affliggono la nostra comunità. Noi come sindaci abbiamo sottoscritto un'intesa proprio con l'ADMO, con l'Associazione Donatori di Midollo Osseo, per promuovere questa pratica molto importante, per promuovere l'adesione all'ADMO che può migliorare la vita di tante persone ed è un gesto abbastanza piccolo, quindi pensiamoci, se vogliamo un mondo migliore facciamo la nostra piccola azione. La grandezza di una comunità si vede e si percepisce anche attraverso la generosità di ogni singolo individuo. La generosità di ogni singolo individuo contribuisce a far crescere una comunità e contribuisce a dare a chi ha di meno. E non si tratta semplicemente di dare in termini di risorse economiche, non si tratta semplicemente di dare, di donare il proprio tempo, e sono già cose importantissime, ma ci sono ambiti, ci sono persone che soffrono, che hanno una malattia importante, e quindi la generosità all'interno della comunità significa anche donare se stessi. Quindi è l'invito a tutte le persone, a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze tra i 18 e i 35 anni di farsi un'analisi, di iscriversi all'ADMO per mettersi a disposizione, per donare una parte di sé, perché quella parte di sé può diventare indispensabile per salvare vite umane.